Ex allenatore e oggi in veste di coordinatore dell'attività della pallanuoto italiana. Mamma mia, stiamo parlando di qualcosa di veramente importante. Qualcosa che ha legato il vostro sport a quelli che sono davvero gli entusiasmi nazionali. Fabio Conti. Sì, diciamo sono passato da ormai qualche anno, 2 o 3 anni dalla panchina alla parte organizzativa e devo dire che anche questa è una parte molto interessante perché scopriamo un po' tutto quello che c'è dietro la macchina organizzativa di certi eventi che sono essenziali per la diffusione, per la promozione, per la bellezza di questo nostro sport che giocato poi in piscina all'aperto come sarà questa del torneo di Sassari è quanto di meglio noi possiamo produrre e promuovere per cercare di illuminare gli occhi di qualche bambino che poi magari in futuro vorrà emulare le gesta dei campioni che vede. Waterpolo Cup 2022, quindi la piscina di Lovangazzo sicuramente è protagonista, ma i protagonisti veri saranno gli atleti che, ripeto, ci hanno fatto sognare e continueranno a farci sognare. In una nazione che, cioè paradossalmente in Sardegna noi siamo circondati dal mare, non è che non riesca a attecchire. Cosa bisogna fare per diventare così forti? Allora, ci sono posti in Italia dove si risente un po' della distanza. Questa distanza va colmata esattamente con manifestazioni come quella che si sta svolgendo qui, che si svolgerà. L'altro anno, come dicevo precedentemente, è stato un momento di rinascita della nostra pallanuoto nazionale, perché venire qui e fare un triangolare con una squadra che non era potuta venire sempre per motivi Covid è sembrato un momento di rilancio, di ripartenza della nostra attività e quindi ci eravamo dati come appuntamento quello di consolidare un po' questa attività perché abbiamo trovato tantissimo entusiasmo lo scorso anno. Quest'anno arrivano 6 nazioni femminili. Le migliori, 4 maschili, questo non è da meno di un campionato europeo, quindi un torneo di altissimo profilo tecnico e portare queste manifestazioni con continuità secondo me è la chiave di volta per far innamorare un territorio, far attecchire appunto passione, interagire con i tecnici perché anche durante, come è stato fatto lo scorso anno, anche durante il torneo si faranno dei piccoli seminari con gli allenatori locali, questo è tutto un movimento, un'attività che tende a promuovere e a sviluppare questo bellissimo gioco che è la pallanuoto. Alla ricerca dei talenti, quindi la parola d'ordine, ragazzi della Sardegna che amate il mare, che amate il nuoto, perché no? Avvicinatevi alla pallanuoto perché abbiamo davvero i guru di questo sport che possono essere a vostra disposizione. Sì, poi come chicca finale ci sarà che il 9 di agosto cade il trentennale della medaglia d'oro olimpica di Barcellona 92 e quindi Sandro Campagna, Amedeo Pomilio sulla panchina dei maschi, nonché Carlo Silivo, nonché Ratko Rudic, allora allenatore che è direttore tecnico della Croazia, quindi almeno 4 di quelle medaglie d'oro olimpiche saranno qui, sarà anche quello un giorno buono per ricordare da dove veniamo, ma soprattutto per andare a cercare, come noi facciamo come Federazione della Nuoto, entusiasmi e raccogliamo consensi un po' in tutta Italia, quindi un bambino uscirà da qui, 2, 3, non lo so, però sono sicuro che dove si porta passione, dove si organizzano queste cose, poi più in là il prodotto arriva e il risultato si vede. La storia insegna, quindi proseguiamola questa storia. Grazie mille. Grazie a voi.